Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Non c'era stress da Covid, confermato in appello l'ergastolo per Antonio De Pace, condannato per l'omicidio dell'ex fidanzata Lorena 40. Il padre, finalmente una sentenza giusta. Crisi idrica, l'acqua della diga Ancipa ai comuni della provincia di Enna. La decisione della cabina di regia stamattina, momenti di tensione con il capo della protezione civile Cocina. La Cassazione annulla con rinvio la sospensione dei pubblici uffici per Luca San Martino. L'ex assessore è indagato per 2 casi di corruzione nell'inchiesta Pandora. Perde il portafoglio con 600 euro a Ballarò. 2 commercianti palermitani lo trovano e lo riconsegnano ad una turista bresciana. Il sacrario dei caduti della chiesa di San Nicolò Larena a Catania non è un luogo sicuro. Dopo il sopralluogo effettuato dal Ministero della Difesa rischia la chiusura. Pochi ciclisti, tante lamentele. In via Cristoforo Colombo a Catania la pista ciclabile che divide. Calcio dopo il tonfo con il Trapani, il Catania si concentra sulla Cavese, prossimo avversario in campionato. Omicidio di Lorena 40, confermato in appello l'ergastolo per Antonio De Pace, l'ex fidanzato della studentessa di medicina. La Procura Generale aveva chiesto 24 anni. Emanuela Corsi. Confermato l'ergastolo per Antonio De Pace, l'infermiere del Vibonese che il 21 marzo 2020 a Furcisiculo ha ucciso la fidanzata Lorena 40. A deciderlo la Corte d'Appello di Reggio Calabria, che ha di fatto condiviso la sentenza emessa dai giudici di Messina, annullata poi con rinvio lo scorso luglio dalla Cassazione, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la Suprema Corte, infatti, i giudici avrebbero dovuto tenere conto del fatto che l'omicida sarebbe stato stressato a causa del Covid. Tesi condivisa anche dalla Procura Generale di Reggio Calabria, che nella requisitoria del sostituto procuratore generale Domenico Galletta aveva chiesto di ridurre la condanna a 24 anni di carcere. Nel corso delle arringhe difensive lo scorso 17 ottobre i legali di De Pace avevano auspicato una pena proporzionata e avevano sostenuto che si trattava di un omicidio apparentemente senza causale, se non quello dello stato di angoscia che De Pace non è riuscito a controllare, tentando tra l'altro 2 volte il suicidio. Il riconoscimento delle attenuanti generiche però non ha convinto la Corte d'Appello di Reggio Calabria, che invece ha confermato l'ergastolo per l'uomo. Un esito sperato per la famiglia di Lorena, che attendeva questa sentenza da più di 4 anni. Finalmente siamo arrivati a una sentenza giusta, quella che aspettavamo da tanto tempo. Ebbene, una famiglia distrutta, comunque non ho niente da vedere. Entro 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza, solo dopo si capirà se ci sarà un nuovo processo in Cassazione. Nell'inchiesta sulla morte di Larimar, la quindicenne trovata impiccata ad un albero nel giardino di casa, entra un super perito già noto nel caso di Alberto Stasi. Paolo Reale seguirà gli accertamenti sugli 8 telefonini sequestrati dalla Procura dei Minori alla ricerca di immagini intime della ragazza che comproverebbero l'accusa di revenge porn. Oggi il legale della famiglia Milena Ruffini ha fatto accesso agli atti del liceo frequentato da Larimar per capire se ci sia traccia di un verbale sulla lite precedente al gesto o eventuali provvedimenti nei confronti dei responsabili. Ad Agrigento è inaugurata una panchina rossa in memoria di Patrizia Russo, uccisa dal marito lo scorso ottobre a Solero, in provincia di Alessandria. Davide Sardo. Nel centro storico di Agrigento, dove è nata e ha vissuto l'infanzia, adesso è possibile sedersi su una panchina che la ricorda. In via San Girolamo, appena fuori la chiesa della Badiola, a poca distanza dalla casa dei genitori, è stata inaugurata una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, dedicata a Patrizia Russo, l'insegnante uccisa dal marito lo scorso 16 ottobre a Solero, in provincia di Alessandria, dove lei ha ottenuto la cattedra. Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri il fratello di Patrizia e le compagne di scuola. Il rispetto è un valore che va conservato, la violenza è un atto che va condannato e questo purtroppo è un tristissimo evento che ha sconvolto l'intera comunità. Ciao Patrizia, riposa in pace.
La motivazione che noi diamo come parrocchia è di sollecitare, spronare chi passa a riflettere. Giuseppe Salamone, reo confesso dell'omicidio della moglie, è recluso in carcere ad Alessandria in attesa di giudizio. L'uomo, che soffrirebbe di disturbi psichiatrici, ha tentato di suicidarsi subito dopo l'arresto, ma gli agenti della polizia penitenziaria lo hanno bloccato in tempo. L'acqua della diga Ancipa potrà essere utilizzata da 5 comuni della provincia di Enna, lo ha deciso la cabina regionale. Stamattina momenti di tensione tra i sindaci e il capo della protezione civile, Salvo Cocina. Luca Ciliberti. L'acqua della diga Ancipa deve essere destinata a 5 comuni dell'Ennese, già individuati dalla cabina di regia regionale sull'emergenza idrica. Il capo della protezione civile Salvo Cocina, che coordina questa cabina di regia, e il segretario dell'autorità di bacino Leonardo Santoro hanno inviato una nota congiunta a Enel Green Power e a Sicilia Acque, nella quale la regione ribadisce questo orientamento. Stamattina nella sede della protezione civile regionale a Palermo Cocina ha incontrato i sindaci di Troina, Cerami, Gagliano e Nicosia, che con Sperlinga dipendono quasi esclusivamente dall'invaso Ancipa per l'approvvigionamento idrico. Tutti si sono incatenati insieme al parlamentare regionale del PD Fabio Venezia, protagonista di uno scontro durissimo con il dirigente Salvo Cocina. La cabina di regia aveva invitato a ridurre il prelievo a soli 4.000 metri cubi al giorno dal 15 novembre per rifornire i 5 centri dell'Ennese per prolungare la disponibilità di acqua. Sicilacque, che serve anche altri comuni, però, pur riducendo il prelievo dal 3 novembre, ha continuato a prelevare acqua oltre questo limite, causando la diminuzione del volume residuo che potrà essere riservato ai comuni dell'Ennese. La protezione civile della regione ha già attivato un piano straordinario di servizi di autobotti dei comuni del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco in favore dei centri che potrebbero ricadere in sofferenze. Inoltre, già da martedì scorso ha incaricato Sicilacque a realizzare un bypass di emergenza per sostituire il tratto dell'acquedotto Blufi che trasporta le acque dei nuovi pozzi di Butera verso Caltanissetta. Funzionando al contrario, con maggiori pressioni, la condotta manifesta continue perdite. La regione siciliana si è costituita parte civile nei procedimenti penali per il disastro ambientale a Stromboli causato dal rogo del 25 maggio del 2022. L'incendio si era sviluppato in una zona di vegetazione spontanea dove si stavano svolgendo le riprese di una fiction televisiva. Il vento poi aveva favorito il propagarsi delle fiamme. La fiction fu poi trasmessa nonostante la contrarietà dei residenti di Stromboli e la richiesta della regione di sospenderne la messa in onda. Colpo di scena nell'inchiesta Pandora. La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di sospensione per l'ex vicepresidente della regione Luca Sammartino. Sentiamo Maglio Viola. No alla sospensione dai pubblici uffici per Luca Sammartino, l'ormai ex vicepresidente leghista della regione siciliana, che proprio in virtù di quella sospensione si è dovuto dimettere dall'incarico. La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento che era stato emanato dal Tribunale su richiesta della Procura e confermato dal Tribunale della Libertà. Sammartino è coinvolto nell'inchiesta Pandora, nell'ambito della quale è accusato di corruzione, un'accusa che ha sempre respinto. Il ricorso presentato ad agosto dall'avvocato Carmelo Peluso contestava la decisione del Tribunale della Libertà che il 16 luglio aveva confermato la sospensione di un anno disposta dal GIP. La Cassazione ha disposto adesso una nuova analisi dei fatti e rinviato il caso a una diversa sezione del Tribunale del Riesame di Catania, che dovrà nuovamente valutare la posizione di Sammartino. L'ex vicepresidente della regione nel frattempo è stato rinviato a giudizio e il processo inizierà a marzo. L'inchiesta Pandora vede coinvolti 27 imputati accusati a vario titolo di corruzione, voto di scambio politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Sammartino, in base all'accusa, deve rispondere soltanto di 2 episodi di corruzione. Al centro dell'inchiesta ci sono le ombre mafiose sul comune di Tremestieri Etneo e le elezioni amministrative del 2015 vinte dall'ex sindaco Santi Rando, tuttora detenuto con l'accusa di voto di scambio politico-mafioso. Si nasconde un sistema piramidale, un giro d'affari molto redditizio dietro la pirateria audiovisiva scoperta dalla Questura di Catania. Gli utenti lo sanno, ma utilizzano ugualmente lo streaming illegale. Luca Ciliberti. L'operazione contro la pirateria audiovisiva, coordinata dalla Questura di Catania e condotta dalla Polizia Postale della Sicilia Orientale, è stata mastodontica per numeri e uomini impegnati. Ha battuto il segnale televisivo illegale che raggiungeva oltre 22 milioni di utenti che a costi esigui potevano vedere le principali piattaforme di contenuti on demand, dallo sport al cinema. Ma guai a pensare che il fenomeno sia stato risolto.
Non può escludersi ovviamente, e questo emerge anche dalle indagini che ricordo sono in corso, l'utilizzo anche di altre piattaforme minoritarie, meno evolute. Ricavi per oltre 10 volte rispetto alla spesa, tutto convertito in criptovalute per sfuggire ai controlli. Il sistema piramidale si basa su capi gestori e proprietari della piattaforma. I primi ricavano dai 6 ai 7 euro per ogni abbonamento pirata, i secondi, di fatto gli sviluppatori dei software, spesso pirati informatici, vengono pagati profumatamente per il loro lavoro. Poi ci sono gli amministratori e i vendor, la rete che distribuisce segnali attraverso banali chat anonime di messaggistica istantanea. I canali Telegram sono solo un esempio. Ci siamo fermati ai capi e agli amministratori di questa piattaforma. Non siamo al momento per così dire scesi a un livello più basso che quello dei rivenditori, per capirci. Sconfortante invece il dato che riguarda i consumatori. Il 42% degli utenti di Pay TV fa uso di pirateria, l'80% sa che è un reato ma non desiste. Chi fruisce di un sistema illegale di diffusione di palinsesti coperti dal diritto d'autore va incontro a sanzioni amministrative e alcune volte anche penali. Insomma, la lotta alla pirateria audiovisiva è destinata a continuare. 5 assalti in pochi mesi. Nelle immagini che vi stiamo per mostrare, l'ultima spaccata ai danni di un bar di Palermo. Marco Gullà. 5 furti subiti in pochi mesi, l'ultimo qualche giorno fa. Come vediamo dalle immagini, i ladri hanno anche spaccato la vetrata per poter accedere. Siamo al bar Gran Café Torino di via Roma a Palermo. Anche questa volta i ladri hanno spaccato la vetrina e si sono portati via il registratore di cassa. Ma non è la prima volta che succede. Il locale è stato preso di mira altre volte. Quello che chiediamo chiaramente è un'attenzione da parte delle istituzioni, da chi di dovere, per avere più controlli, non soltanto durante il giorno ma soprattutto durante la notte, quando si verificano questi purtroppo spiacevoli eventi. Siamo stanchi, crediamo di dover avere attenzione da parte delle istituzioni per risolvere questo problema che sta diventando sempre più frequente. Sull'episodio sta indagando la polizia, che è intervenuta insieme alla scientifica per cercare tracce utili e risalire agli autori del colpo. Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza, ma anche altre attività. Nelle ultime settimane sono finite nel mirino dei ladri, spaccate, furti e danneggiamenti. Un copione che si ripete soprattutto nel centro storico del capoluogo. Ma per fortuna ogni tanto ci sono storie anche di altro senso, quasi da libro cuore, come quella che vede protagonisti 2 commercianti di Palermo che trovano un portafogli con 600 euro, rintracciano la proprietaria, una turista, e glielo fanno avere. In vacanza a Palermo decide di pranzare nel cuore del mercato Ballarò. Per una turista bresciana però quello che doveva essere un momento di serenità e spensieratezza si trasforma in un incubo. Smarrisce il borsello con dentro i soldi, 600 euro, documenti e carte di credito. No, non finisce come state pensando, perché a ritrovare il borsello sono 2 commercianti di Ballarò che fanno di tutto per rintracciare la turista e consegnarle il portafoglio con il denaro. Innanzitutto la mia non è stata un gesto fatto per scopo di lucro o per evidenziare magari il ristoratore, no, è stata una cosa di solidarietà che noi nel quartiere ne facciamo tanti. E volevo precisare una cosa, che il portafoglio è stato, la signora l'ha smarrito nel locale di fronte, l'altro ragazzo che non aveva modo per utilizzare Facebook, io gli ho chiesto di darmi la patente e fare questa ricerca a 360 gradi. L'altro ragazzo è lui, Mimmo, un gesto da libro cuore. Abbiamo restituito la sera il portafoglio. La signora cosa vi ha detto? Ci ha ringraziato, tuttora siamo rimasti amici su WhatsApp e ci ha ringraziato. La turista racconta cosa è successo in un post su Facebook. Bellissima città, tanta storia, tanta arte e belle persone, sottolinea la donna bresciana. Se questo portafoglio veniva trovato in Viale Strasburgo, magari si faceva notizia, ma non così rumore. Oggi sta facendo il rumore perché a Ballarò si parla di crack, si parla di chip, si parla di droga, e magari uno che fa un gesto che per me è stato normalissimo, come è stato fatto da Mimmo, siamo diventati eroi della città.
E torniamo a Catania, dove il sacrario dei caduti non è considerato un luogo sicuro e quindi rischia la chiusura. Impietoso l'esito del sopralluogo effettuato dal Ministero della Difesa, che ha intimato al Comune di iniziare i lavori di messa in sicurezza. Tonino De Mana. Una lampada votiva tenuta dal cavo elettrico penzolante, prese volanti e non a norma, grosse lastre di marmo che si staccano per l'umidità. Il sacrario dei caduti non è un luogo sicuro e quindi rischia la chiusura. Questo l'esito del sopralluogo del Ministero della Difesa, Ufficio per la tutela della cultura, della memoria e della difesa, effettuato all'interno della chiesa di San Nicolò l'Arena a Catania. È impietoso il report di Onor Caduti, così viene chiamata la speciale commissione che nel corso della visita ispettiva ha riscontrato numerose criticità. Centinaia le fotografie che certificano uno stato di abbandono intollerabile, emerso anche durante un nostro recente servizio TG che documentava lo scempio offendendo la memoria dei caduti e dei familiari. Metro dopo metro la commissione ha preso atto di una situazione indecorosa e pericolosa dall'alto e dal basso. E la mente torna al 2 novembre scorso, quando in una veloce cerimonia in cui è stata deposta una corona d'alloro, il picchetto d'onore formato da 6 militari è stato fermo proprio sotto la lampada pericolante e scendono in campo le associazioni combattentistiche della provincia di Catania. Purtroppo questo succede perché le istituzioni hanno altre cose per la testa. A loro sì, i caduti interessano, ma solo come storia. Per il resto poi non sono mai presenti. La cosa mi piange il cuore sapere che tanta gente si è sacrificata per questo tipo di Italia. Questo che il sacrario rischia di chiudere, certo, è anche un dolore per tutti i parenti, per tutti, insomma, che non possono entrare, non possono vedere, perché effettivamente il sacrario è molto fatiscente. Eppure lei il 2 novembre è rimasto fuori dal sacrario. Il fatto che ci hanno un po' quasi scostati, allontanati, mi pare che quello dovrebbe essere un presagio per quello che penso che speriamo che non avvenga. Il Ministero della Difesa ha già informato il Comune di Catania, da cui dipende la sicurezza del sacrario disastrato. Pochi ciclisti, molte lamentele, allora andiamo con Simona Mazzone a scoprire l'ultima pista ciclabile realizzata a Catania in via Cristoforo Colombo. Ciclabile sì, ciclabile no. Questo è il dilemma se si parla dell'opera di via Cristoforo Colombo a Catania. Ciclisti e monopattinisti non sembrano assidui frequentatori. In circa un'ora abbiamo incontrato soltanto lui. Ci voleva almeno qua, questa zona ci voleva proprio. Più critici gli esercenti della zona che hanno difficoltà nel carico e scarico merci. Solo per dar spazio a chi si vuole fare una passeggiata, quindi io vorrei dire togliere il pale a chi ne ha diritto per farsi una semplice passeggiata, ma anche no. Per me è improponibile. Questo commerciante, voce fuori dal coro, invece approva. Se non ci fosse stata la pista ciclabile, la strada sarebbe stata piena di macchine posteggiate, macchine abbandonate, vetri rotti, persone che vengono e posteggiano in maniera non corretta per andare in pescheria. E se manifesta al microfono di non avere difficoltà, pochi minuti dopo ecco il carico merci davanti alla sua attività, rigorosamente sul marciapiede. Anche i cittadini trovano bizzarra la pista così realizzata. Hanno sbagliato i tecnici. Dove ci sono le discese, via Retusa, via Stella Polare, via del Principe, via Madonna Assunta, devono mettere i tubi che devono andare a mare, nel porto, perché là si combina una piscina. Catania deve essere una città green comparata al resto d'Italia, ma devono esserci le condizioni. C'è anche da ragionare su come vengono impiegati questi fondi, perché questi per esempio sono stati utilizzati per realizzare appunto la ciclabile 3 milioni di euro per il patto per Catania. Quindi volevamo capire l'amministrazione se quando sfrutta questi fondi e pianifica lo fa con uno studio approfondito di quelle che sono le condizioni della viabilità in città oppure no. Intanto ogni tipo di mezzo, esclusi quelli realmente autorizzati, campeggia sulla pista ciclabile. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, poi torniamo per vedere tra l'altro cosa pensano i ragazzi della mafia. La mafia si può sconfiggere. A Catania ha avviato un progetto scolastico per la legalità. La mafia si può sconfiggere.
Una frase per farsi forza, che è anche il nome di un progetto scolastico avviato al comprensivo Musco, alla presenza del questore di Catania Bellassai, del presidente di Confindustria Busi, del direttore di Antenna Sicilia Michele Cucuzza e con la partecipazione dei dirigenti scolastici Valeria Ranzulla e Mauro Mangano. Destinatari del progetto di legalità sono proprio i ragazzi, perché la mafia, a detta del questore Bellassai, attecchisce dove vengono meno le regole. Ma la mafia si può sconfiggere? Secondo i ragazzi sì. Dobbiamo avere fiducia nel nostro Stato e possiamo sconfiggere la mafia. Si può sconfiggere soltanto se la combattiamo tutti insieme. Ed è la scuola il principale attore per formare gli uomini del domani. Un progetto che è stato da me promosso proprio perché la centralità della scuola si basa sulla legalità. La scuola è legalità, è il luogo in cui si rispettano le regole. Concetto ribadito dal presidente di Confindustria Busi. I giovani devono capire, devono sapere, devono conoscere, devono capire l'importanza del lavoro, della legalità, della libertà. L'incontro alla Musco è il primo di una serie di appuntamenti organizzati nelle scuole di Catania e provincia. Le celebrazioni per Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco, ma anche patrona di Paternò, in provincia di Catania, che le dedica una serie di iniziative religiose e culturali. Orazio Longo. Pellegrini di speranza e testimoni della gioia. Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco, ma anche patrona del comune di Paternò in provincia di Catania, che ha deciso di organizzare l'edizione 2024 delle celebrazioni con un programma che unisce momenti solenni religiosi ad altri di condivisione e partecipazione popolare. Con Santa Barbara vogliamo riscoprire la vocazione profetica di tutto il popolo di Dio e di ciascun battezzato. La nostra patrona è simbolo di protezione e unità per tutta la comunità paternese e questa festa è l'occasione per rafforzare il nostro legame con le tradizioni, ha detto il sindaco di Paternò. Ritornerà la musica in piazza con il coro lirico siciliano. Sarà proiettata la vita di Santa Barbara con un video mapping nella chiesa, in piazza Indipendenza, nella chiesa dell'ex monastero. Poi pure musicale, bande, cerimonie, aspetti anche sociali e sportivi, un passo per Santa Barbara. Tra gli appuntamenti principali diverse mostre, tra cui Barbara ieri, oggi sempre, e con la Proloco il premio Idria per i paternesi che si sono distinti nell'arte, nel giornalismo, nella cultura e nell'imprenditoria. Ci fermiamo, torniamo poi con la pagina sportiva per parlare ancora della sconfitta del Catania e dei prossimi appuntamenti. Dopo la sconfitta con il Trapani, che ancora fa discutere, il Catania si concentra sul prossimo avversario in campionato. Al Massimino infatti sabato arriva la Cavese. Marco Carli. La concentrazione del Catania è tutta sulla Cavese, anche se in città, nei commenti e sui social, tiene ancora banco il crollo col Trapani, non tanto per il risultato che era messo nelle previsioni già dal momento delle convocazioni e delle scelte tese a privilegiare il campionato, ma per la modalità, oltre che per la pesantezza del risultato. Sicuramente magari potevamo limitare un po' qualche errore, però penso che comunque, a prescindere dal risultato, secondo me alcune cose sono state fatte bene, con coraggio, con l'atteggiamento giusto. Poi purtroppo il risultato è pesante, lo sappiamo, non ci fa piacere, però penso faccia parte comunque del percorso che abbiamo intrapreso. Dopo il 5-0 mal digerito giustamente dalla piazza, testa dunque il prossimo avversario al campionato. Non si può fare altro. La Cavese non avrà Vitale, squalificato. Il Catania invece ritrova Lunetta e confida di avere a disposizione Guglielmotti. In campionati rossazzurri, nonostante la lunga lista di infortunati, hanno ripreso a marciare. 4 punti con Trapani e Avellino che confermano come gli etnei si trovino meglio con squadre che cercano il gioco. La Cavese sarà più chiusa al Massimino e si affiderà alle ripartenze. Il Catania vuole però sfruttare il fattore campo e risalire qualche posizione in classifica. Sì, è una partita molto importante per noi perché comunque adesso mancano solo 3 giornate alla fine del girone di andata e si chiuderà comunque l'anno con la prima di ritorno e puntiamo e dobbiamo far bene e fare soprattutto punti perché sono partite importanti. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.